Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, nuova location. Come andiamo? Tutto bene? Vediamo se sono in ritardo, notevolmente in ritardo, 10 minuti di ritardo, probabilmente la gente non avrà più avuto le speranze di trovarmi al consueto appuntamento. Oggi è lunedì, si comincia la settimana di dirette, la diretta appunto con me sul mio canale YouTube. Mercoledì sera saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21 e venerdì alle 21:30 sempre su questo canale YouTube. Benissimo. Bene, vedo che arrivano delle persone, per fortuna non si sono fatte scoraggiare dal ritardo. Allora, mentre aspetto appunto che si colleghino o gli affezionati del canale, altre persone, insomma, chi è intenzionato ad avere una risposta, ma anche solo chi volesse trascorrere mezz'ora del suo tempo in mia compagnia, vi dico le solite cose, cioè per gli affezionati, gli abitué del canale sono le solite cose, però è giusto perché ogni tanto arriva qualcuno nuovo e così capisce un po' le regole del gioco, o almeno le regole di questo canale. Vi chiedo sempre gentilmente di scrivermi il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, niente domande generiche, troppo generico, non vi conosco, non so qual è la situazione, dunque diventa anche una lotteria interpretare le sibille. Chi conosce le sibille sa che possono essere lette in moltissimi modi e in moltissime direzioni, dunque ho bisogno che siate specifici se volete una risposta quantomeno, non dico affidabile, ma più vicino possibile. È chiaro che l'affidabilità è nettamente più alta in un consulto privato dove abbiamo il modo di chiacchierare un po', mi date i dati completi, possiamo vedere anche le vostre indicazioni attraverso le date in modo più approfondito da altre prospettive, dunque un consulto comunque con me ha un costo di 20 €, una durata di 45 minuti. Se desiderate un consulto da me e dalla sottoscritta, contattatemi tramite WhatsApp o Telegram al mio numero 347 8702 622. Non perdi tempo. Allora, benissimo, detto questo, se la domanda riguarda un'altra persona o un rapporto che avete con un'altra persona, mi dovete scrivere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Niente segni zodiacali, niente di vago, il nome e la data di nascita. Bene, detto questo, direi anche, prima di cominciare a salutarvi, di ricordarvi che siamo il Marietto Veneziano e io. Per chi non dovesse conoscere Marietto Veneziano, vi invito a cercare il suo canale YouTube qui su YouTube, lo trovate proprio con il nome Marietto Veneziano, iscrivetevi al suo canale, ci sono molti contenuti interessanti che riguardano la estesia, la radionica, la tarologia, l'esoterismo in generale, dunque molte riflessioni interessanti. Dunque, se non lo conoscete, iscrivetevi al suo canale YouTube, anche perché mercoledì mi trovate lì alle 21, dunque e così sapete anche quali sono gli appuntamenti, come ho detto. Ci trovate anche su Facebook, 2 sono i gruppi principali che abbiamo proprio fondato e creato noi, uno è i Casti Sacerdotali, l'altro gruppo è Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo, dunque cercateci. Se volete l'amicizia su Facebook, mandatemi la richiesta di amicizia, mi raccomando, io preferisco sempre che abbiate un nome, niente Strega del Nord o Maga Magò o Pinco Pallino. Io preferisco, in questi casi non accetto neanche la richiesta di amicizia, resta lì in attesa, io voglio persone vere. Bene, detto questo, altra cosa, il nostro sito è importante perché è una risorsa dove troverete molto materiale gratuito di radionica, è il primo sito in Italia ad aver distribuito gratuitamente la radionica, in molti altri siti sicuramente trovate delle cose a pagamento, in qualche altro sito trovate forse qualche cosina, su Pinterest abbiamo messo dappertutto, ma
soprattutto il sito ilcapitano.intervista.org, che è appunto un portale, un punto di riferimento per la radionica in Italia. Troverete appunto molte dispense, molte raccolte gratuite e c'è una sezione in Legada dove trovate anche materiale scritto da me per quanto riguarda l'ermetismo, la cabala e qualche piccolo rituale che potete fare in autonomia. E mi raccomando, la sezione shop dove troverete i nostri servizi a pagamento. Bene, vi ho fatto una testa così per 5 minuti, cominciamo con i saluti. Ormai penso che chi doveva raggiungerci ci ha raggiunto. Possiamo cominciare. Buonasera Cristina, buonasera Giusy, buonasera Roberta, buonasera Annalisa, buonasera Chiara, buonasera Federica, buonasera Annalisa, buonasera altra Cristina, buonasera Assunta, buonasera Tiziana, buonasera Salli, buonasera Roberta, buonasera Marisa, Simona, buonasera Laura, buonasera Silvia e Claudia, buonasera anche a te. Bene, grazie, vedo che siete numerosi, mi fa piacere. E cominciamo con la prima domanda. Ok, Annalisa l'ha spezzata in due. 2 ottobre dell'80. Andrà bene questo lavoro intrapreso da poco? Vediamo per Annalisa se questo lavoro che ha intrapreso da poco andrà bene. Oh, 50 gradi ci sono qui stasera. Allora, bene, se questo lavoro non ha ancora un contratto a lungo termine o un inquadramento contrattuale, io penso proprio che puoi aspettarti qualcosa di positivo. Però questo è solo il taglio. Vediamo un pochettino invece meglio la stesa al completo. Ecco qua. Benissimo, allora cominciamo per Annalisa, vediamo un pochettino come va il suo lavoro. Beh, allora, intanto la prima carta ci avvisa già di un qualcosa o che ha a che fare con l'estero o che comunque non è proprio dietro l'angolo, non è vicino casa o hai a che fare con persone di fuori. È comunque un'ottima opportunità che si è presentata, dove hai la possibilità veramente di fare delle cose grandi. Dunque è stato qualcosa di molto interessante, anche se non so bene a che livello sia questa attività, nel senso che la superbia chiaramente parla in termini di amplificazione e la carta della casa comunque indica stabilità, ma anche un qualcosa che ti fa sentire a tuo agio, no? Come un rifugio o un posto che effettivamente è un posto ricettivo, può essere un ospedale, può essere una casa di riposo, può essere un albergo, può essere un qualsiasi luogo che può essere percepito come una casa anche da te. Comunque buono, veramente una bella linea interessante, una bella opportunità. Ed è possibile effettivamente, vedi che ci sono delle carte interessanti dove si apre un capitolo veramente buono. Dunque Annalisa, la situazione sembra buona, solo che c'è una cosa. C'è una cosa che si comincia a vedere quasi subito, siamo già nella linea del presente. Vale a dire che è vero che le premesse sono ottime, ma c'è un qualcosa, dunque o questa situazione ti sta allontanando da un eventuale fidanzato, partner, marito, quello che è, oppure c'è un qualcosa che ti porta comunque dei sospiri, qualche situazione che forse non è molto chiara. In effetti, guarda, lo sviluppo è un po' meno allegro di come siamo partiti, perché sembra che una situazione vada un attimino a bloccarsi. Si bloccherà probabilmente o magari commetterai una svista, una piccola disattenzione, dunque ti consiglio
da ora in avanti di tenere molto bene aperti gli occhi mentre svolgi le tue mansioni, perché comunque non solo per come le svolgi, ma anche per quello che dici e con chi parli, perché probabilmente non è un ambiente bellissimo, potrebbe essere un luogo dove si parla parecchio anche alle spalle, dunque attenta. Può subentrare un cambiamento che ti porta forse a spostarti e dunque un pochettino di infelicità. Tutto sommato però, questo è lo sviluppo del prossimo periodo e sicuramente fa parte di quelle che sono, le manovre di assestamento, anche se abbiamo visto che le premesse sono buone. Non significa però che resti tutto come secondo le premesse. In realtà però devo dire che l'esito ci conferma qualcosa di molto valido, per questo è probabile che ci sia una parentesi un poco felice, anche perché effettivamente è possibile che tu abbia delle buone qualità e che susciti invidia nelle altre persone. L'esito è molto buono e si parla di un contratto molto valido, molto molto valido, con tanto lavoro da fare, forse mansioni diverse. Vediamo un po'. Ora ci farai sapere Annalisa, grazie. Passiamo alla prossima domanda di Federica. Allora, lui 88, Federica mi dispiace non sono in grado di risponderti, ho detto in modo chiaro che ho bisogno del nome e della data di nascita. Se per caso me li scrivi, se sei lì che ascolti, ti rispondo, altrimenti passo alla prossima domanda. Lo dico sempre, mettetemi i dati. Allora, Cristina, 24 aprile 65, il mio prossimo futuro sul lavoro, grazie. Lavori già? Qualche indicazione in più nelle domande, mettetela, perché poi devo interpretarle. Vediamo un po'. Vediamo per Cristina. Cristina e il suo prossimo futuro sul lavoro, 24 febbraio 65. Allora, di nuovo la carta della leggerezza, dunque mi raccomando fai molta attenzione a come ti muovi, a non commettere imprudenze perché c'è chi osserva e giudica. Questo è potrebbe essere una prima indicazione del taglio. Può anche indicare comunque un datore di lavoro molto in là con gli anni, di una certa età, che non è del posto. In ogni caso c'è qualche situazione così, un po' delicata, vediamo un po'. No, è questo, su questo. Allora, non si vede la prima linea, bene, eccoci qua. Allora, sembra che sia avvenuto un qualcosa a questo gran signore. Chiaramente io, dalle indicazioni completamente assenti della tua domanda, non saprei dirti chi raffigura esattamente. Potrebbe essere il datore di lavoro o qualcuno, un responsabile, qualcuno comunque con cui hai a che fare nell'ambito lavorativo, che non so se ha avuto un incidente, se ha avuto dei problemi, se ha avuto una discussione con questa persona, discussione eventualmente dalla quale sei uscita vittoriosa, è stata per te comunque un'ottima opportunità. In ogni caso, se eventualmente ci fosse stata questa incomprensione, sembra che si sia sistemato tutto al meglio, ma
c'è ancora un qualcuno nel passato recente che potrebbe averti arrecato un danno o aver detto, fatto qualcosa alle tue spalle che ancora forse non ha fatto il suo corso. Qualcosa è successo. Di fatto al presente la situazione non è male, sta subendo dei cambiamenti, è possibile anche che non ho idea se sia un lavoro legato alla stagionalità, legato al turismo, perché c'è comunque la carta della speranza che parla di gite, parla di ambiente spensierato, vacanziero, no? Proprio, però potrebbe anche semplicemente indicare che le speranze per il futuro siano veramente molte, anche in vista di un grande cambiamento, un cambiamento che comunque non desta preoccupazioni quanto piuttosto allegria, cioè un qualcosa di positivo. In effetti raccoglierai i frutti di tutto il tuo impegno, solo che a un certo punto probabilmente ti sentirai di compiere una scelta, magari ti propongono un qualcosa che là per là senti di dover valutare, anche se era o quantomeno sembrava quello che tu in fondo desiderassi. Dunque c'è un qualcosa, una qualche proposta che però ti turba per qualche aspetto, forse potrebbe essere qualche aspetto contrattuale, però quello che posso dirti è di cogliere al volo l'aiuto di una persona che cercherà in qualche modo di venirti incontro e darti una mano e ti aiuterà insomma a gestire al meglio la situazione che verrà a crearsi, probabilmente anche per riuscire a passare del tempo, trascorrere del tempo con la tua famiglia, occuparti non solo di casa tua, ma anche a conservare le condizioni del tuo posto di lavoro o del tuo contratto. Allora, è chiaro che qualche piccolo riconoscimento ti è stato fatto per il tuo grande lavoro, però non forse del tutto corrispondente. Infatti con questa carta c'è da dire che potrebbe giungerti una qualche notizia, qualcosa non piacevole, però in fondo sei una donna in gamba che magari ha qualche piccolo rimpianto rispetto a qualche cosa, qualche lavoro passato, però sei una persona che sicuramente non perde occasione per darsi da fare, dunque nel tempo si accorgeranno di questo aspetto di te. Bene, vediamo un po' la prossima domanda. La prossima domanda, se non mi sciolgo perché ci sono 5 milioni di gradi, vediamo un po'. La prossima domanda è di Cristina, l'altra Cristina. Ciao Hilde, vorrei sapere quali sono i sentimenti di Mauro per me. Tra noi c'è amicizia, però lui a volte sembra interessato, a volte si allontana. Mauro, 4 giugno 76, Cristina, 5 giugno 77. Ok, benissimo. Ma io posso anche aprirle ugualmente, ma io dico che sul mio canale si danno le date. Dunque, chiedimi qualcosa rispondo Federica, chiedimi qualcosa o che riguarda solo te o quando avrai delle informazioni in più. Io se le apro lo stesso sto solo facendo un po' di show e io non sono qua solo per fare un po' di show, vorrei darvi delle risposte. Allora, rispondiamo sempre a Cristina, vorrei sapere quali sono i sentimenti di Mauro per me. 4 giugno 76 Mauro, Cristina 5 giugno 77, va bene. Ok. Allora, beh, effettivamente c'è poca chiarezza, sembra che voglia cogliere qualche opportunità, ma che non voglia farlo apertamente. Dunque, vediamo un po'. Vediamo però.
Allora, in base a quello che si vede qui, deve essere o successo qualcosa di molto forte, dove lui ha cercato di comunque starti vicino, darti una mano, non dico consolarti, ma probabilmente hai avuto qualche impiccio e lui si è prestato o s anche solo si è reso disponibile per aiutarti a risolvere qualcosa. Però, ecco, lui un po' dissimula quella che è effettivamente un'attrazione, perché questo ovviamente la linea del passato dunque ci dà maggiori indicazioni sul tempo pregresso, cioè quello che ha preceduto questo e precede questo momento attuale. C'è e non c'è un flirt, ma c'è anche probabilmente un atteggiamento un po', non dico timido, perché quella è la carta del sacerdote, anche se compare più avanti, però l'ha tenuto per sé, ecco. Se aveva un interesse nei tuoi riguardi, ha fatto comunque tutto misurato, tutto calcolato per, tenerlo per sé. Nel presente comunque, ci sono delle cose interessanti, nel senso che lui è un tipo comunque che ha delle ambizioni sue personali, ha delle idee riguardo quello che è l'intimità di un rapporto. E ti posso dire che però è anche un tipo che, appunto, non è che schioda tanto facilmente dalle sue idee, è un qualcuno che ha, non dico un secondo fine, ma un anche perché appunto siete anche amici, conoscenti, dunque c'è un rapporto di amicizia, però è uno che piuttosto sa aspettare la sua opportunità, sa quello che vuole. In ogni caso, mhmm, in questo momento comunque c'è, un po' di intimità, ma non intendo l'intimità fisica, che poi magari c'è anche, non lo so, però l'intimità, della carta della casa, dunque quella forma di familiarità che si viene a creare o a percepire. Quello che posso dirti è che nel prossimo periodo potrebbe assumere un atteggiamento un po' più distaccato, forse perché prese le sue valutazioni magari, è possibile che, non ci siano degli aspetti che non corrispondono appunto alle cose che piacciono a lui. Uno di questi potrebbe anche essere che non so se tu sei separata e hai figli, ma potrebbe essere questa la motivazione. Vediamo un pochettino. Ah, è possibile. Dunque, guardavo la data, perché poi magari non hai figli, sei solo separata, oppure in ogni caso c'è qualcosa che lui non giudica appropriato secondo quelle che sono le sue aspirazioni. Ed anche in futuro, vedi, se in questo momento c'è qualcosa, in futuro comunque non dico che cambia atteggiamento, ma sicuramente non ci saranno più quelle chiacchierate, quella cosa che magari ogni tanto scambiate adesso, perché lo vedo proprio interessarsi ad altro. In ogni caso in questo momento, non ti nascondo che una bella attrazione c'è anche una soddisfazione per te, una certa riuscita, no, una rivalsa, che ovviamente ti arreca un piacere, però ricordati gli sviluppi, potrebbe appunto cambiare atteggiamento. Andiamo avanti. Allora, la prossima domanda è di Sally. Vorrei sapere cosa succederà tra Antonio, 15 febbraio 88, e Federica, 28 settembre del 90. Allora, vediamo un po'. Antonio, 15 febbraio 88, Federica, 28 settembre del 90. Ok. Allora, cosa succederà? Cosa succederà? Beh, intanto, si capisce che c'è
comunque degli scambi, che vi sentite, potrebbe esserci un'attrazione segreta, potrebbe esserci un segreto. Dunque, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, dunque, cosa succederà? Probabilmente, io non so se questo ragazzo è un tuo collega di lavoro, ma c'è qualcosa che riguarda il lavoro. È possibile che magari già qualcuno abbia chiacchierato sul vostro conto, cucendovi addosso una relazione. Evidentemente hanno visto delle cose prima di voi, nel senso che è possibile che ci siano degli interessi in questo momento, ma devo dire che, la situazione già attualmente sta cambiando. Secondo me non non ci sarà un grande sviluppo nonostante le premesse iniziali. Abbiamo visto appunto che c'è comunque una simpatia, ma io ora sai, non è che so bene, la vostra o la loro storia, in ogni caso c'è un qualcosa che sta cambiando. C'è anche la possibilità che tra l'altro, ehm, qualcuno cerchi anche di interferire volutamente. Dunque, è una situazione qui, anche nel prossimo futuro, che comincia a creare delle basi, ehm, che non hanno poi uno sviluppo positivo, nel senso che, i pettegolezzi continuano, probabilmente qualcuno anzi cercherà in qualche modo di, ostacolare questo qualcosa che potrebbe nascere. E alla fine, come vedi, ho la sensazione proprio che non se ne farà un granché, capito? Probabilmente, verranno fuori delle cose che non ti piaceranno. Dunque, o non piaceranno a questa Federica, dunque attenti, andate piano, prendetevi il tempo di valutare sempre bene l'altro. Allora, l'esito: viaggio, costanza, allegria, speranza. In ogni caso è in corso, si sta avviando un flirt. Il fatto è che non lo vedo crescere, cioè dallo sviluppo delle sibille non andrà molto in là oltre il flirt e la simpatia. Magari, ecco, non voglio dire oggi, al giorno d'oggi, i flirt e le simpatie possono finire anche in una camera d'albergo, però ecco, non ti aspettare il matrimonio o l'uomo della tua vita, non ci sono i presupposti giusti qui sulle sibille, però è diciamo anche lo sviluppo del prossimo periodo, poi chissà, magari le cose cambieranno in futuro, però per ora vedo solo una simpatia che poi comunque, anche in base allo sviluppo, fai attenzione perché magari proverai qualche delusione o scoprirai qualche menzogna che ti farà proprio dispiacere. Allora, andiamo avanti. Ah, caldissimo. Vali tutto Roberta, buonasera Ide, troverò un compagno 18 settembre 73. Allora, vediamo un pochino. 18 settembre 73 per Roberta. Vediamo se trova un compagno nel prossimo periodo. Vi ricordo che non sono risposte definitive nel tempo, varrebbe la pena valutare ancora perché le sibille rispondono per eventi, dunque possono parlarci dei prossimi eventi. Vediamo allora Roberta se trova un compagno.
non è proprio un'indicazione di un compagno al taglio, ma un'indicazione di momenti spensierati molto intimi. Vediamo però da cosa dipendono. O viene invitata a una cena, una festa, qualcosa a casa. In quel caso accetta. Allora, vediamo un pochettino di inquadrarle meglio. Devo dire che non sembri fortunatissima in amore, dalle sibille. La sensazione è che se qualcosa sembra iniziare, poi allora, vediamo un attimo intanto cosa dicono. Nel passato già qua vedo che probabilmente hai intrattenuto una conversazione, chiamiamola così, con qualcuno che stava distante, lontano, però tormenti, cioè qualcosa che non è andato molto a buon fine, visto che ti procuravano un po' ansia, forse la distanza, forse una situazione poco chiara, o magari lui si è allontanato perché ha ripreso a flirtare con una ex. Comunque c'è un qualcosa che, anche se inizialmente sembrava dare degli sviluppi interessanti, poi evidentemente qualcosa non. Adesso c'è qualcosa di interessante, molto prossimo, molto molto vicino questo momento, perché è nella linea del presente. Dunque, se non hai già incontrato questa persona, potresti incontrarla. Potrebbe essere un uomo che è in fase di separazione. Non so se anche lui ha a che fare con il tuo lavoro, oppure se è qualcuno che per lavoro ha delle responsabilità, oppure in ogni caso è qualcuno che si occupa del settore commerciale, oppure un commerciante vero e proprio. Dunque c'è qualcuno comunque, qualcuno che inizialmente potrebbe, mhmm, come dire, approcciarsi in modo molto amichevole, ma, ehm, quasi subito potresti scoprire delle divergenze caratteriali. Dunque, occhio magari alle discussioni sterili, quelle che non portano da nessuna parte. In ogni caso, guarda che, non so, potrebbe spuntare dal passato e dal cilindro, viene fuori da un'altra dimensione temporale del tuo vissuto già superato, un ex pieno di rimpianti. Dunque, boh, aspettati qualcosa, stiamo a vedere. Beh, è una situazione un po' così, forse o hai chiuso da poco con una persona, comunque c'è in questo momento una situazione un po' ferma, niente di molto valido. C'è comunque una persona interessante, ma ancora non è il momento giusto. In ogni caso, la risposta è che in questo momento questo partner che tu cerchi, il gran signore, il re di cuori, ancora, vedi, ancora non c'è. Però qualche cosa comunque si sta muovendo. Allora, intanto saluto anche Loredana che si è collegata, saluto Eva, saluto Ridiamo con Jenny, saluto Rosalba, buonasera anche a Pierluca. E vediamo un pochino di rispondere. Chi era la prossima? Marisa, 17 settembre 62. Volevo sapere su un'eredità paterna di anni e anni fa che penso sia stata rubata, se potrò recuperarla. Va bene, vediamo se c'è il recupero di questa eredità per Marisa. 17 settembre 62.
Vedi che tu ci pensi ancora, e ripensi proprio ancora a questa cosa. Ma allora, di recuperarla, io non ti vedo recuperarla, almeno non nell'immediato rispetto gli eventi prossimi descritti dalle sibille. È vero che è stata un'eredità che probabilmente hai ricevuto, non dico quando eri bambina, ma poco più. È un'eredità di veramente tanto tempo fa e il tuo padre doveva essere una persona, un signore, ok? Dunque, quello che posso dirti è che potresti ancora riuscire a consultare forse qualcuno che ha conservato delle carte, che ha conservato delle informazioni, magari un avvocato, magari è qualcuno, un consulente, non ho idea di chi possa essere, ma qualcuno c'è che potrebbe darti delle notizie. Però vedo anche che poi molte delle informazioni che cerchi si muovono in estremo ritardo, dunque ritardi, rallentamenti, attenzione perché mh, tra l'altro potrebbe anche in qualche modo destare la curiosità e l'attenzione di qualcuno, di sapere che tu ti stai informando, stai cercando delle soluzioni. Però non vedo possibilità chiare, capisci che è tutto molto nebuloso, difficile da ricostruire. È basato più che altro su una speranza che su una reale possibilità. Però devo dirti che potresti trovare una persona che conosce delle cose, che sa delle cose che potrebbe aiutarti, però anche le informazioni che ti darà o l'aiuto che ti darà potrebbero non essere del tutto utili. Dunque, in questo momento io non vedo un recupero, non è una cosa che avverrà nel prossimo tempo, dunque. Benissimo. Io per questa sera ringrazio tutti, vi ho chiacchierato, riempito la testa di chiacchiere per 5-6 minuti in partenza, dunque ho fatto adesso mezz'ora, così come prometto ogni volta, mezz'oretta di diretta con risposte gratuite. Vi ricordo che sono nuovamente online mercoledì sera alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, pertanto se non sono riuscita a rispondervi questa sera tornerò a rispondervi mercoledì. Dunque non cercatemi qui, cercate il Marietto Veneziano, il suo canale e mercoledì sera potrete di nuovo porre la vostra domanda. Grazie sempre della vostra partecipazione e alla prossima. Un grande abbraccio dalla vostra Hilde.